E sono iniziate le Olimpiadi di scacchi 2022, Olimpiadi a squadre, ogni squadra dispone di 4 giocatori dove vengono piazzati prima scacchiera, seconda scacchiera, terza scacchiera e quarta scacchiera. Quindi il giocatore in prima scacchiera giocherà col giocatore in prima scacchiera dell'altra squadra, seconda scacchiera con seconda scacchiera e così via. L'Italia sta andando bene per ora, come molte nazioni, visto che saranno 11 turni. Questo primo turno, secondo gli accoppiamenti, all'Italia è capitato uno stato che non sapevo neanche dell'esistenza, si chiama Suriname, non si pronuncerà mai così, però possiamo vedere dalla schermata che noi avevamo giocatori tutti over 1500 e gli altri faticavano ad arrivare ai 2000, quindi è stata una vittoria diciamo semplice per questo primo turno, così come altre nazioni avevano avuto degli scontri impari. Sarà interessante vedere questo secondo turno, dove l'Italia si ritroverà comunque a giocare contro una schiera di gran maestri, ma anche questi su carta perché poi bisogna sempre vedere, hanno un punteggio inferiore. Giocheremo contro il Venezuela, potremmo fare ancora un altro 4-0, lo spero, e vediamo come andrà. Inoltre, oltre il team italiano, voi sapete che in Italia c'è la Repubblica di San Marino, quindi San Marino ha schierato la propria squadra, che purtroppo non è fatta da giocatori professionisti e purtroppo non è andata parecchio bene, perché si è ritrovata a giocare contro giocatori 2002, 2003, 2004 e 2500 punti. E grande performance anche per il team indiano, dato che queste Olimpiadi si stanno svolgendo in India, a Chennai, e grande attenzione e focus anche sul team indiano, che ha chiuso questo primo turno con un bellissimo 4-0. Anche qui c'era su carta una differenza di elo importantissima. Tra l'altro in prima scacchiera l'India aveva schierato il grandissimo Vidit, grandissimo giocatore da 2700 punti, quindi siamo ai vertici, sono tutti super gran maestri praticamente. E il secondo turno si ritroverà a giocare contro la Moldavia e sarà interessante vedere come andrà a finire. Insomma, c'è grande fervore per queste Olimpiadi. La Poigar ha rilanciato in un'intervista che non ha mai visto così tanta passione dietro a questo gioco. Ottimo, insomma, l'India sappiamo che sta emergendo sempre di più e quindi ci aspettiamo grandi cose da queste Olimpiadi. Ci vediamo quindi nella prossima edizione di questo TG. Ciao!